Gesù, allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Ci immergiamo nell'affidamento di Maria a Dio. Ci consegniamo a lei affinché la nostra risposta a Dio acquisti qualcosa della sua robustezza e della sua solidità. Non ci affidiamo alla Vergine Maria per concludere in lei la nostra scalata verso la santità, bensì per arrivare alla piena comunione con Dio. Concludiamo questa novena preparandoci a rinnovare come famiglia salesiana il nostro affidamento a Maria Ausiliatrice. La presenza di Maria è costitutiva della nostra identità salesiana, come l'affidamento fatto da Gesù del discepolo prediletto alla madre e di questa a Giovanni. Si tratta di prendere Maria in casa, come diceva Don Egidio Viganò. L'articolo 11 della Carta d'identità carismatica della famiglia salesiana, dal titolo Con Maria in casa, dice: «Fin dalla fanciullezza Don Bosco si è riferito a Maria come la maestra e la madre, perché così gli era stata indicata dal personaggio del sogno dei 9 anni. Nella sua prima esperienza educativa, inserendosi nel cammino della chiesa locale, affidò la sua opera alla Madonna Consolata. I ragazzi, poveri e pericolanti, avvertivano in lei protezione e consolazione. Maria viene considerata non soltanto come madre della Chiesa e ausiliatrice dei cristiani, ma anche come madre dell'intera umanità, così che collaboratori e collaboratrici di vari gruppi della famiglia salesiana, appartenenti anche ad altre religioni, nutrono per lei una sincera devozione. Si può quindi fondatamente affermare che la famiglia salesiana è una famiglia mariana. La presenza di Maria è sperimentata come madre e maestra di spiritualità e di vita apostolica, toccando con mano come quotidianamente ella ci guida e ci difende. La devozione a Maria è stata, con quelle verso Gesù, Eucaristia e al Papa, una delle 3 devozioni che hanno segnato la vita spirituale e apostolica di Don Bosco. Tutta la famiglia salesiana è e si sente famiglia mariana, nata per la sollecitudine materna dell'Immacolata Ausiliatrice. Tutti i gruppi, infatti, esprimono tale convinzione nei testi costituzionali loro propri. Il quotidiano affidamento a Maria caratterizza dunque la nostra spiritualità. L'affidamento è un dinamismo ascendente, è compiere il gesto del dono di sé per rispondere con generosità ad una missione da realizzare. Ma è anche un dinamismo discendente, accogliere con fiducia e riconoscenza l'aiuto di colei che guidò Don Bosco e continua a guidare la famiglia spirituale che da lui ha tratto origine. Impegno. Disponiamoci a celebrare con fede i sacramenti della riconciliazione e dell'Eucaristia, chiedendo a Maria Ausiliatrice di rinnovare nelle nostre famiglie e nei nostri gruppi l'ardore apostolico di Don Bosco. Atto di affidamento. O Maria Ausiliatrice, come il nostro padre Don Bosco fece con i ragazzi dell'oratorio di Valdocco in occasione del colera, anche noi, in un mondo colpito dall'epidemia del coronavirus, vogliamo come famiglia salesiana esprimere il nostro filiale affidamento al tuo cuore di madre. Consola gli ammalati e le loro famiglie. Sostieni i medici e gli operatori sanitari. Aiuta tutti i membri della società e i governanti. Accogli tutti coloro che sono morti a causa di questa epidemia e soprattutto
rinnova in ciascuno di noi e nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie la fede nel tuo Figlio Gesù, morto e risorto. E facendo nostre le parole di Don Bosco, ti diciamo: O Maria, Vergine potente, tu, grande e illustre presidio della Chiesa, tu, aiuto meraviglioso dei cristiani, tu, terribile come esercito schierato a battaglia, tu sola hai distrutto ogni eresia in tutto il mondo. Tu nelle angustie, nelle lotte, nelle strettezze, difendici dal nemico e nell'ora della morte accogli l'anima nostra in paradiso. Amen.